Bene, Rosario Manganella, voi avete scritto una lettera al segretario del PD Zingaretti e per conoscenza al neosegretario Barbagallo perché vi hanno rifiutato l'iscrizione. Ecco, quali sono state le problematiche e perché non vi hanno iscritto? Purtroppo per un fatto strettamente tecnico, il tesseramento al Partito Democratico quest'anno, mi riferisco all'anno 2019 ma anche per il 2020, si fa soltanto online, versando una quota di adesione di 15 euro. Io ho tentato di fare il versamento sul conto corrente che era stato segnalato, il bonifico bancario alla sede nazionale del partito, però la transazione non è andata a pompine. Ci ho provato addirittura ben 3 volte, una delle quali assieme al segretario locale del circolo del PD di Favara, ma anche con il suo aiuto tutto è andato a fallimento. Ragione per cui questo motivo tecnico ci ha privato a me, al consigliere comunale Calogero Castronovo, della iscrizione al partito. Una cosa sicuramente gravissima, perché ritengo che un fatto tecnico non può annullare la volontà politica di chi vuole iscriversi al partito. La mia storia, diciamo, è un po' nota, mi conoscono parecchie persone nella nostra provincia per essere stato da 60 anni, questa sarebbe stata la 60ª tessera del partito, solo per un fatto, ripeto, semplicemente e puramente tecnico, mi trovo oggi a essere escluso dalla partecipazione alla vita attiva del partito. A quel punto non ha senso militare in un partito che non ti vuole, non c'è nessuna ragione, visto che ho tentato anche di parlare con il commissario straordinario, ci ho parlato 25 volte, ma ogni volta cambiava discorso, cambiava ragionamento, diceva prima una cosa e poi un'altra ancora. Il risultato finale, ripeto, è la mancata iscrizione al partito. Arrivata a questo punto, io Castronovo abbiamo deciso che si può fare politica anche stando fuori dal partito, non è che è indispensabile essere iscritto ad un partito per fare attività politica, per stare in mezzo alla gente, per ragionare con i cittadini, i lavoratori, i giovani, le donne, insomma sicuramente avremo modo di dimostrare ai cittadini che noi siamo pronti a fare comunque la nostra parte a questo riguardo. Certo, siamo rimasti molto male ovviamente, perché non si annulla la storia di un uomo come me, che è stato sindaco, consigliere provinciale, candidato alle regionale, segretario di partito, segretario dei giovani comunisti, quando sono entrato proprio negli anni 60 dentro la Federazione Giovanile Comune. Sono fortemente deluso e penso che ci sia stata scarsa attenzione da parte dei dirigenti del partito, compreso Zingaretti, al quale abbiamo inviato questa lettera, non ci ha risposto, non abbiamo mandato. Rosario, scusa, non vedi un po' di latitanza da parte del Partito Democratico qui nel nostro territorio? Ci sembra di avere l'impressione di un'assenza totale da diverso tempo. Tu che ne pensi, che sei un vecchio militante appunto del PD? Condivido pienamente questo giudizio. Il PD purtroppo negli ultimi anni è stato un coacervo di correnti dove i dirigenti di questa e di quell'altra corrente si sono fatte solo la guerra per gestire il partito e si sono dimenticati dei cittadini, dei lavoratori, degli stessi compagni di militanti e dirigenti del partito. È una vergogna quello che avviene in provincia di Agrigento, non qui un commissario, qui ci voleva lo scioglimento del partito della provincia di Agrigento, ricominciare da capo
con nuovi dirigenti, con giovani ragazzi a cui affidare la gestione del partito, non sempre i soliti vecchi polponi che, approfittando della loro militanza, della loro esperienza, purtroppo hanno finito con l'affossare un partito che prima contava 3 deputati, per esempio regionali, adesso ne ha mezzo.